stanno per concludersi nel mese di marzo le indagini archeologiche della prima campagna coordinata tra le università di Regensburg e Padova, con il coinvolgimento della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia, che stanno interessando la villa romana del Mutteron dei Frati, nella località di Bibione. I resti della villa sono stati scoperti, diciamo, già a fine Ottocento, poi si è intervenuti con scavi non propriamente stratigrafici negli anni fine dell'Ottocento, negli anni 30 del Novecento, per poi vedere un primo importante scavo archeologico alla metà degli anni 90, fatto dalla Soprintendenza Archeologica con ovviamente la disponibilità della proprietà, che è sempre stata vicina a noi, a questo progetto. Questo è un caso eccezionale perché la presenza di una duna fossile proprio all'interno di questa Val Grande e lo scivolamento, il colluvio proprio delle sabbie ha in passato obliterato una parte della villa e ha fatto sì che questa si sia conservata fino a 2 metri di altezza. Naturalmente dove la duna non ha agito con la sua coperta di sabbia, come vediamo dagli scavi di adesso, la villa è stata spogliata. Ma il nostro obiettivo è quello di comunque comprenderne le dimensioni, l'estensione e l'articolazione anche dalle tracce di spoliazione. Questa campagna di scavo ha confermato alcune nostre ipotesi, sono state messe a luce le strutture di più ambienti della villa romana del Mutteron dei Frati. Qua l'ambiente si è conservato più o meno come era 300 anni fa e questo ci dà la possibilità anche di ricostruire un po' il contesto della villa. E questo è il grande potenziale di questo progetto archeologico. Abbiamo individuato negli strati superficiali della ceramica graffita e anche della maiolica arcaica che attestano per la prima volta la frequentazione del sito anche in epoca tardomedievale, e questo è un dato molto rilevante e nuovo per questa nuova campagna. Abbiamo individuato pesi da rete che ci danno indicazioni quindi sulle attività che venivano svolte nell'area, molti frammenti di affreschi che anche in questo caso attestano quindi la ricchezza dell'apparato decorativo della villa. Il progetto prevede 3 campagne di scavo, quindi questa è la prima, quindi ogni anno ci sarà in questo periodo di marzo un mese di scavo nel sito della villa. E ogni anno, tra novembre e dicembre, ci saranno delle ricerche di superficie nel territorio retrostante alla Val Grande per indagare e comprendere l'ambiente naturale e popolamento della fascia costiera. Ovviamente il progetto farà nascere ogni altra eventuale iniziativa. Ovviamente si dovrà valutare se, quando e come far nascere un'area archeologica vera e propria, visitabile proprio dal pubblico durante tutto l'anno o quasi. Nel frattempo, lo scavo dà al territorio anche un'occasione per promuoversi in modo nuovo e proprio per far scoprire l'area al pubblico è prevista per domani, sabato 25 marzo, un'apertura straordinaria con una visita guidata al sito da parte dell'equipe delle 2 università. Adesso avremo sinceramente anche un altro tipo di comunicazione da portare avanti, con dei contenuti completamente diversi da quelli della vacanza, diciamo, al mare. Da noi adesso si può fare anche un po' di storia e un po' di cultura.